Siamo qui in via del Porcile, a fianco della regione sarda. In questo momento c'è Felice Floris dall'alto che sta intervenendo. Non so se sentito, abbiamo fatto un incontro con il Presidente Lombardo e i capigruppo e ci hanno posto delle condizioni. Ci ha detto: Pastori, se voi restate qua, noi non possiamo lavorare perché il regolamento del Consiglio regionale dice che tante occupazioni le commissioni non si possono venire. Allora noi dopo una discussione ci abbiamo fatto per confrontarci come occupanti. Ci siamo confrontati e abbiamo detto che restiamo. Quando sono rientrati ho detto al Presidente, il Pastori ha detto che loro lavarico ma non ci studiamo, allora cominciamo a guardarci dicendo che stavamo sbagliando perché erano lì che non lavoravano per lavorare. Abbiamo tagliato corto, abbiamo detto noi da qua non ci muoviamo perché questo è l'impegno che abbiamo preso dei pastori fuori. E i pastori fuori devono restare fuori. Poi il sentito prima Antonio di dire stiamo tutti, dov'è Antonio? Dicendo di notte non serve di notte importante di notte si dice che e di giorno, di mattina soprattutto, perché al mattino c'è la stanza, che sono tutti, sono i consiglieri, quello è importante, perché stamattina c'è la gente parata. Ma non è che si parla! Era il gruppo di Oruro, il gruppo di Capistrano, gli altri che adesso le fate mi dire però guardate che organizzatevi in maniera che non posso dare sempre in voi, sì, alla gente sono rientra e poi al mattino bisogna arrivare qua verso le 8, massimo le 9. Capite? Bisogna, ascoltate, abbiamo preso un impegno spirituale. Abbiamo preso un impegno che noi da Cagliari non andremo via senza risultati. Questa è la cosa importante. Per cui cerchiamo di non sfibrarci, perché poi alla fine loro ci pigliano per sfinimento, noi non dobbiamo cadere con sfinimento. Abbiamo necessità, perché abbiamo l'azienda, di rientrare in azienda, ci diamo il cambio, continuamente il cambio. E poi un giorno, il momento dirà tutti di nuovo a Cagliari, tutti non c'è, chiuso lì. Va bene?